No, I'm not a writer. Cipi! CP, tu sei contento? Sì, primo perché è nel mio posto, secondo perché siamo andati al Maxi Zoo, no? E la signorina ti ha regalato i bocconcini e tu sei un cane felice, no? Perché è un cane un po' prostituto. Allora Italia, cos'è sta puntata? O sto tentativo di puntata? Oggi andiamo da un tu a rivedere un attimo il discorso pavimento. Mamma mia, so già io che cacchio di video schifo verrà fuori come al solito. Vabbè dai, un giorno impareremo, un giorno faremo i video maker come si deve. E tireremo una video maccherata che non hai neanche idea. Con i denti spassi, ora qua, ora. Oh, sai che c'è il modo di dire della mosca bianca, no? Praticamente se dicono che sei una mosca bianca intendono che sei morto dentro un vetro e sei là tipo da 1 anno e mezzo. Sostanzialmente. Andiamo che ci stanno aspettando, però prima dovevo mostrarti il mio tentativo di accrocchio per attaccare la macchinetta, adesso proviamo. Beh dai, fortunatamente come avevi visto aveva la levetta sotto, no? Quindi non è che devo girare la fotocamera per avvitarla, no? Giro la levetta sotto. E questa è la posizione di guida, mi va anche bene, aspetta. E così, no? Così vedi più fuori. Cioè guardate a faccia da culo del zingano, ecco, cosa vuoi guardare? I panorami, dai. Sabato 13 ottobre e noi qui nel veneziano abbiamo un clima estivo, una roba incredibile. Certo che porca miseria, l'intelligenza umana, certe persone la mettono proprio in modalità risparmio energetico, no? Dico questo perché ero in una stradina particolarmente stretta, no? E vedo uno che arriva sparato avanti col furgone. Allora penso, questo è proprio impedito a guidare, perché se in una strada del genere arrivi sparato vuol dire che proprio non sai guidare. Ho detto è frontale assicurato. Allora cosa è successo? Mi sono fermato completamente tutto a destra, ma fermato intendo in folle, proprio fermo. Tra l'altro, prontezza di riflessi, mi sono fermato proprio in fianco, diciamo, all'entrata di una casa, in modo che lui avesse dello spazio per andare fuori dalla corsia e non pinciarmi me, cioè dopo che ero stato tutto incantonato ed ero fermo. Niente, questo continua, arriva sparato, bam! Adesso non so cosa mi ha preso, lo specchietto, paraurti, non lo so, però veramente, cioè, boh, proprio tipo i moscerini quando vanno nella zanzariera, cioè uguale, l'intelligenza è quella, cazzo, le mosche quando sbattono su per la finestra, cioè siamo a quel livello là. Ah vabbè, ammatti, oh. Edine qua col tu che siamo arrivati e adesso iniziamo a tavanare con 2, 1 e dopo di qua così. Fotocamera o macchinetta fotografica. Grande mister, bello leggeretto. Figo? Se ti serve. Grande, sì, grazie perché le belle altre l'uso per farmi riprese per mettere il coso. Number one. Ah, sto capito. Grazie mister, so tu. No, c'è finito. Ma vai, ah. No. E via, prima roba caviamo il motore. Allora, il punto in cui siamo arrivati è che praticamente il motore fa anche da staffa di supporto per lo scalino. Esatto. Che significa che se togliamo il motore viene giù tutto. Esattamente. Prossimo step che dobbiamo capire è se è possibile tirar giù lo scalino manualmente. Esattamente. In ogni caso adesso lo stiamo smontando perché abbiamo bisogno di accedere da sotto, che è dove il pavimento ha ceduto, no? Perché se quella volta si era rotta la pompa dell'acqua mi ha allagato un po' il tutto, più diciamo anche la parte dove entri con i piedi bagnati, c'è la ciotola del cane, quindi insomma succede. E poi insomma vediamo i dintorni. Non sta a dirmi che non te vuoi cavate, maledetta. Poi che sei nuova che tieni la roba. Tanto se ti passa qua per sotto. Sotto quanto ti vidi? Cosa qua, arriva qua. Questo e tu devo che vada ancora arriva qua però. Sì, io arrivo là. Sì.
quel coso che ha lo spessore di 5 scale. Io arriva qua così. Avete prima in taglione? Sì, sì, beh. Tanto sono ferro posare, che le sai come farlo versare. Se no mi dice comprare uno scrocco apposta. Allora, step numero 2, dunque abbiamo risolto il problema del scalino che era bloccato, quindi lo scalino si muove liberamente come prima, avendo sbloccato il motore. Adesso togliamo il motore che è peso in più e dopo vediamo di procedere anche a togliere sto cassetto della seconda batteria che è inutile, quindi togliamo ancora peso alla Yurimobil. Che diventa racing dopo. Esattamente. Cioè massa potenza dopo. E dopo sgommattamenti a manetta. Sì, vai via in penna. Esatto. Terapia intensiva. Mentre Mirko opera intanto il pavimento, io procedo con i braccetti. Li ho pagati un po' di più, però stavolta ho voluto scegliere questi che invece degli scattini, cioè che tu per chiudere poi la finestra dovevi spingerla in fuori e questa tornava in dentro, cosa che a volte non è possibile se hai un muro o un ostacolo davanti alla finestra, no? Tac, risolto così. Questi hanno la vitina come una delle finestrelle che c'è in camera da letto, tu lo apri fino a dove vuoi e per chiuderla basta svitarla e tac. Probabilmente gli attacchi qui non combaceranno, quindi ci sarà da rifare il buco delle viti da un'altra parte. Adesso vediamo come cadono. Abbiamo tolto il motore vecchio, danneggiato. Sarà 2 kg? No, massa. No. Sì? Di più di 2 kg? Il motore sì. Buono, molto buono. Dunque, Yuri, se andiamo a vedere, questo è il polo positivo della vecchia batteria, ok, isolato. Quello che a me preoccupa sinceramente è il fusibile che è qua, vedi? Questo qua verde? Ecco, questo è un po' pericoloso perché essendo qua che può entrare acqua, se lo bagni rischi di restare a piedi e se ti va in corto resti a piedi veramente. Quindi adesso tagliamo tutto sto obbrobrio qua, sistemiamo meglio e isoliamo di nuovo sto fusibile qua, lo ricopriamo bene che non prenda acqua, perché vedi, se qua entra acqua fa corto. Mirko per tagliare l'obbrobrio intende le fascette, non è che tagliamo cavi, mi raccomando. Esattamente. Impianti da 3, 4, 5.000 watt, 10.000 watt a fare corto, sai cosa vuol dire? Immagine. No, vuol dire che praticamente uno non ti basta sta forbice qua per tenere i cavi, sei costretto ad andare contro un chiesa proprio. Allora, tanto per ricapitolarsi meglio, allora positivo e negativo vicini non ci stanno tanto bene, quindi io direi sì, ti trovo fuori una cosina simpatica, carina per bloccare tutti sti cavi e anche e soprattutto che non si tagliano, perché se questo cavo rosso sfregola qua, dai si taglia e fiamme, fuoco, come cavolo vuoi dire, cortocircuito. Allora, E non è simpatico. no, sempre ritornando al discorso del fusibile di prima, resti a piedi. Ecco. O femo il singano rosto. Anche io guardavo un camper già usato, no? Però adesso questa storia degli euro 2, euro 3, sinceramente guarda, sto vedendo veramente di prenderlo nuovo a questo punto, perché se vai a prendere un euro 4, un euro 5 di quelli che piacciono a me, cioè Volkswagen, ti costa una follia, vai sui 32, 33, anche 35, dipende dai chilometri. A questo punto dai 32, 35, 38, 39 ne hai uno di nuovo. Per carità, motore Fiat, niente da disegnare motore Fiat, perché il 2.3 multijet va benissimo. Per coloro che fossero interessati, quel motore là io dico guarda, prendilo, non ha problemi, l'importante è che tu gli fai i suoi bei controlli, acqua e olio, lui va sempre nuovo. A sto punto nuovo, penso massimo un 5,90, un 6 metri massimo, non di più, tanto noi siamo in 2 e via, anche perché è più facile da parcheggiare, alla fine è lungo come Una station. infiltrazioni zero, perché essendo furgonato zero infiltrazioni. Ecco qua, oggettino simpatico carino, raccoglie i fili
fa ordine e soprattutto protegge, perché prima devi consumare questa plastica qua che vedi nera, no? Che adesso io sto avvolgendo attorno ai cavi, e dopo vai a consumare con lo sfregamento i cavi sul telaio eventualmente, però Ce ne vuole. c'è, esatto, fai prima buttare via il camper, Yuri. A meno che non è un camper che è come un dragster che mi fa vibrazioni all'esasperazione, siamo lì, dici? Ok. Allora mi sa che queste qua con te dureranno forse un anno, allora dopo le dobbiamo cambiare. Questa simpatica cosa qua la trovi in tutte le ferramente, o c'è questa, oppure c'è anche quella diciamo a calza che sarebbe uguale, costa un po' di più, però alla fine il risultato è sempre quello. Protegge perché evita che tu fai così e sfreghi qua ma non sfreghi mai sul filo. Questo è l'uso di questa cosa, diciamo, soprattutto perché riesci a raggruppare tutti i cavi che vuoi e fare ordine. Dopo c'è quella diciamo antifuoco, che lì allora devi togliere i cavi, passarli, e cioè una cosa un po' Impegnativa. esatto, però questa dai, per questi casi qua va bene, dai. Allora adesso mettiamo una piccola fascetta, perché la persona dice guarda il Mirko che lavori, che fa, mette su affaretti di plastica che tiene sui cavi. Allora mettiamo una serie di fascette che tiende più, va, sono le prime critiche ai lavori che faccio.